Continua la protesta dei genitori degli alunni di Aragona che non ricevono i rimborsi per recarsi a scuola degli autobus. Anche ieri sera la stessa si è rinnovata con un sit-in davanti il municipio della città, incontrando anche dopo un po' di tempo il sindaco Pendolino. Il primo cittadino non ha avuto risposte esaustive. Sappiamo che il comune è in dissesto e dalla regione, afferma Pendolino, non si hanno notizie per la ripartizione dei fondi che dovrebbero arrivare entro la prossima settimana. Ovviamente i genitori sono inviperiti e non mollano, reclamando a gran voce quanto sia importante il diritto allo studio e l'abbonamento del pullman per raggiungere i luoghi scolastici. Gli studenti e i genitori non possono pagare le scelte scellerate, affermano i cittadini raggruppati davanti al municipio in protesta, che hanno portato negli anni il comune al dissesto. I genitori che hanno i figli pendolari sono circa 400 e non si arrendono, da oggi accompagneranno i figli a scuola con i propri mezzi. La cosa sarà portata anche al vaglio del prefetto di Agrigento, al fine di avere tutelato, dichiarano i genitori, il sacrosanto diritto allo studio che prevede la legge italiana. Fino ad ora la quota era stata suddivisa al 50% tra il comune e i genitori, che venendo incontro alle esigenze della pubblica amministrazione si erano accordati che una parte sarebbe stata sostenuta direttamente da loro, ma ora il sindaco Pendolino ha affermato che neanche il suo restante 50% potrà essere garantito, quindi dal prossimo mese di febbraio il comune non potrà prendere tale onere, quindi l'attesa dei fondi che dovrebbero arrivare dall'amministrazione regionale per in parte sanare tale lacuna.